questa canzone, mentre invece devo ricredermi, questo insomma sempre per la legge del pluriascolto, perché una canzone non bisogna mai giudicarla dal primo ascolto, sei d'accordo con me? Assolutamente sì, anche questa mi piacque molto invece già dal primo ascolto, ovviamente, e poi pian pianino la scia sanremese è rimasta per i Negrandi e non per gli altri, voglio dire, no? E infatti, Baustelle, che è Baustelle? No, non conosco i Baustelle. Non conosci Baustelle, dai. No, perdonami, non conosco i Baustelle. Cosa sono i Baustelle? È un gruppo. Perdonami, sono un ignorante, non so cosa. Dimmi un gruppo. Sì. Ecco. Veramente? Si capirebbe? Va bene, perfetto. Allora, scusate la mia subcultura in fatto di Baustelle. Fammi sentire magari qualcosa dei Baustelle. Ce l'abbiamo? No, adesso dobbiamo far entrare Mastaniello. C'è magari. Una canzone. C'è una canzone famosa di Perché non Baustelle, andate a fare in culo tutti e tre come state? Mi riferisco a Ivano Petagna, a Marco Florio e anche a te, ma un po' di meno. Un po' di meno, però la conosco. Dimmi quella canzone di Baustelle. Adesso non ricordo bene, però. Dimmi una canzone di Baustelle. No, e devi sapere i 5 anni al terzo piano. Canticchiami una canzone di Baustelle. Non la ricordo, però ti assicuro, è una canzone. Dimmi una parola di un titolo di una canzone di Baustelle. Sì, allora, la canzone fondamentale di Baustelle era I Nemici. Sì, I Nemici. A Cardarella, Baustella Cardarella. Baustella Cardarella. Fai entrare Mastaniella a proposito di Cardarella. Però forse è meglio di Baustella. Mastaniella, lei conosce Baustella? Ma che è su Baustella? Lì sa sulla Cardarella. Eccolo là, io faccio entrare Giuaniella. Le piace Giuaniella? Giuaniella mi piace. Chieda a Giuaniella se conosce Baustella. Giuaniella, conosce Baustella? No, però io Baustella sempre. Ma che significa? Baustella non te sa. State zitti, di me faticare, un momento ammazzò. Ma staniamo, un po' che fatica perché per i verità. Ammazzò, la rusta ammazzò. Ci perso veramente una grandissima. Ecco, noi ci perso sensibilità a questo braccio qua. E come? È perché non mangia. Già capito. Ma c'è la verità, ieri mi scudando forno, la moglie mi fa pigliare patane o pollo quando poi la cucina senza pigliare guanti. Dice la verità, però sa per poche patane, fammi ristorarci. Ma stare, rimediamo prima cliente, si chiama Maglio Nicola. Maglio Nicola. I numeri avellinesi, stiamo a Avellino, lui. Chiama Bre. Stiamo a Grottolella. Chiama Bre. Prima si sto numero avellinese ci piace. Pronto? Buonasera, Maglio? Sì? Buonasera, c'è San Nicolino? No, ma al momento non c'è. Signor, come mamma mettono? Ma non stiamo già con l'autostrada, Ma chi non ci sta mai? Andiamo a fornire questi polacchi. Ma come quando andiamo a chiappare Nicola, signor? Stavo chiamando stamattina. È troppo impegnato. È troppo impegnato, signor, ma mica ce ne fotte, scusate. Sentite, noi stiamo morendo là che mi scaricano poche roba, troviamo a voi e allora potremmo scaricare lo stesso. Ma dove state? E stiamo a Napoli, signor, stiamo qua all'autostrada, stiamo arrivando là, siamo là dei Baiani. No, io penso che lui fra poco arriva. E noi veniamo là, che scarichiamo e ceniamo, poi ci operiamo qui sta roba, signor. Voi siete? Nada volta, ma Staniello, frapacatore, signor, quello che frapa, quello che concia in casa e che rompe, e che scassa e che costruisce. Va bene. Aspetta, piate carta e penna, segnate sta ambasciata, scusa. Ditemi. Allora. Ma che sta sentendo poco strano? No, sta signora sa che sembra un poco come se, capito? Come se stessero fossero un po' ubriachi. A me mi è venuto che la moglie Nicola, no? Vivono poco pomeriggio. Vabbè, speriamo bene. Signor. Pronto? Sì. Allora, 34 sacchette il giumento. Va benissimo. Va benissimo, ancora non ci ho finito. Scrivi. Una mulazza. Bene. 3 quintali rene e ciumma. Va bene. Ma che si è messo a briaco a pesto? No, questo si è fatto a contro, questo ne è proprio voce da contro. Non è uno schifo, però c'è chi c'è, Nicola. Pronto? Signor. Attaccato io. No, che non è che attaccato, è svenuto a briaco un coppo d'ore. Chiamiamo Coccronato io. Chiamiamo a Peppino io. Peppino Cascaio, Cascata. Ah, Cascata, hai capito Cascata? Cascata è la macchina che si è accattata magari. Ehi, bellissimo. Il rene sordo. Ho fatto un finestre per 20 anni, mi sa accattato. Che denaro che tiene, pronto? Pronto? Buonasera, Cascata. Sì, chi è? Oi peso, Mastaniello, buonasera. Mastaniello? Ehi, un fravagatore, buonasera a te. Buonasera. Senti una cosa, io sono arrivato quasi là, sul lato di San Giuseppe, mo arrivo a Terzigno, posso scaricare stasera, oggi non arrivare a mattina. Ma io non so, che è scaricato? Che c'è scaricato? Mica tengo la cioccolata con poco cambio, scusate. Faccio un fravagatore, no? Tengo la roba che mi fa pagare. Ma tu anche vuoi trovare, scusa, ma... Aspetta, non ti muovi, chi stai nato che sta imbriaco? Sì, non ce la faccio più oggi. Allora, un attimo, sia un numero su. Fammi vedere, Giuseppe Cascata, via Nespolo della Monica, Terzigno. Ci troviamo, Peppi?
Ma chi è che sta parlando? Senti, ci troviamo sì o no? Perché se non ci troviamo, sta cosa lei. Ma tu già sei rotto, sai? Chi si sta fatta a wish? Oh, ma come Tu già sei rotto, sta cosa sta caldo, perché che ci scazzo? Ma come ti permettere? Ma come ti permette? Sicuro. Chiama la donna qui. Chiama la donna, ma sta lì. Ma come si permette? Ma come si è messo tu il signese? Se non posso popinare il signore, fino alla che ti taglia stacca. Ma sta lì, chi sta in ubriaco? Sta lì, rimettiamo la calma a posto. Ma calma, letto, ma mezzo, loco. Prima un po', sappiamo che per dirmi, insomma, poi. Ma prima ci sfumata al volo, proprio. Se si tiene proprio stomaco che risponde una volta. Ma pare. Io ne spola della Monica, non rispondi. Mannaggia, ma sta lì. Parcheggiamolo un minuto e poi chiamiamo la roba, perché non finisce qua sta storia. Sta lì, chi si è chiuso affanato perché? Ma rutta che ma ruttalla, ma che gente? Ma come si permettono queste persone? Chiama Antonio Ricciardo. A proposito di Ricciardo, sai chi è giusto oggi? Pronto? Pronto, Ricciardi? Sì, chi è che parla? Buonasera, signor, sono Mastaniello, fravagatore, buonasera. Ma Staniele. Signor Citta, buonasera, la prima cosa solo t'ha mandato a dire. Buonasera, ma non mi ricordo. Non mi ricordate, però io buonasera, 3 volte. Buonasera. Ah, buonasera a voi. Allora... signor, però che stiamo a due, quindi ci hanno salutato 2 volte. Buonasera, buonasera. Buonasera, devo dire 3 volte. Ah, ma comunque, chi siete? Allora, sono fravagatore, signor Mastaniello, ieri sera andati, no? Arrivato un FAC che si chiama costruire, e noi stiamo venendo là, ma stiamo là di Ma con chi volete parlare, scusa? Aspettate, ma fammi allora. Ma sta gente, ma io non ce la faccio più con sta gente. Ma Stani, allora noi dobbiamo parlare con la Ricciardi Antonio, via Oplonte. Pronto? Pronto, signora? Già, ma qua signori, sono un giovane. Ah, voi siete un giovane? Allora. Ma chi Ricciardi volete, scusa? Ricciardi Antonio, via Oplonte. Ricciardi Antonio, via Oplonte. Ma voi chi siete? Ma sentite, ma quante spiegazioni volete a noi? Noi stiamo coppando qua per stamattina e mi hanno spaccato le fatiche. Ma voi che volete a me? Ma che volete? Facciamo capire, che mangiare c'è più? Sono sposato, anche 3 figli, anche la sogra che la supporta. Venite a via Oplonte, andate a se voi mi vicino. Signor, sentite la causa. Noi muovono in Mallau, scarichiamo una pauca, ci date 500 euro e appassiono io. Niente a nessuno. Signor, si vuoi prendere... niente a fravaca. Allora, a me mi passa per la capa che non tenete a fravaca. Ieri sera è arrivata questa prenotazione. Voi mi date 500 euro. Ora! Sì, la verità, che storia volete questi 500 euro? E quale mi volete dare? Ma non matina, signor. Ma quando stai buono, ne voglio. Signor! Voglio vicino a me che te che si sta da quanto? Ma Sani mi ha fatto un complimento, proviamo a chiamare chi te prima, poi se la chiamiamo a qualcuno. Ma Sani manco ci si fa di... Non ti preoccupare. Fa fare educazione a sta gente, ci fa imparare. Ma come mamma fa per fare parare ora? Sì, dopo fatte la tour, ci abbiamo piato gusto, allora. Chissà chi le primi, lo scustomate prima, come si chiamava questo? Cascate. Sto grandissimo scostumato, Giuseppe Cascate. Prima fu scemo e poi non risponde al telefono. Poi che risponde già, poi si risponde. C'è pari educazione. Secondo me se ne è asciutto. Ma come l'utra. Risponde al telefono. Ma sta lì. Ya risponde, ma si siamo. Sto? A da risponde siamo, signor. Chiamatemi una volta, per piacere. Ma chi è? Scusatemi. Chi è? Sono l'autista, chi è? L'autista è chi? L'autista che dare pure l'autista, signor Rosasic. Piace, prima mi chiamate loro, no? Noi siamo umili lavoratori, no? E chi che dice sì parole per telefono, ma perché ma sono modi chi? Ma ci devo capire? Non so niente, sto arrivando adesso con calma, che mi state dicendo non faccio niente. Passatemi a Peppe Cascata, mo' ma da passare. Aspettate, amore. Chiamate fra 10 minuti. Ma qua 10 minuti, dito! Ma che te caprete? Ma chiama a chi si subito, uno come me Peppe, sono un autista mezzo scemo, poteva tenere. Scusate, ma voi chi siete? Facendo a capire nemmeno per me per piacere. Ma voi siete l'autista? E allora forse da guidare, ma chiamateci a Peppe. Che voi dite già state imbriaco, peggio lo masta voi. Dici mi fa la catura, che si ne pulite papà, si sta tenendo la capa da cascetta, a me non mi piace, manco la capa, passa, manco la capa. Oh! Ma sta lì, e manco ci si è fravacato. I Tappi su Radio Kiss Kiss Napoli.